Ultimi ritocchi e si parte per l'estate 2023 con il nuovo lungomare Poetto, anche a Quartu identico, in continuità con quello di Cagliari. Il primo tratto è praticamente pronto con le corsie per i runner, per i ciclisti, con anche le aree verdi immancabili come possiamo vedere, e dunque tra pochissimo sarà totalmente fruibile sia per chi vuole venire al mare a farsi un tuffo, sia per chi ha la necessità anche semplicemente di fare una semplice corsetta. Le auto più spostate con gli stalli distanti naturalmente dall'arenile, proprio come già in realtà da anni nel capoluogo sardo. Soddisfatti gli imprenditori, i titolari di chioschi e di stabilimenti balneari per un restyling che era atteso da tempo, ed è solo la prima tranche. Dopo l'estate, quando la stagione sarà finita, via al secondo lotto ci sono altri 9 milioni di euro che ballano già nelle casse del comune guidato dal sindaco Graziano Milia per completare la riqualificazione fino al margine rosso. E come possiamo vedere è tutto uguale a Cagliari, le panchine in legno e poi la fascia verde che protegge ancora di più la spiaggia. Così è dall'altezza del lido mediterraneo sino alla bussola, e i sigilli stanno per saltare e si sa già che da giugno sarà possibile fruire della prima tranche della nuova passeggiata del nuovo lungomare di Quartu Sant'Elena. Nuova passeggiata a Quartu, ci siamo, il nuovo lungomare, il taglio del nastro Pietro Pontis. Va tutto bene? Qualche criticità? Prima di tutto lei da imprenditore è soddisfatto? Sì, no, abbastanza soddisfatto. Adesso il tempo non ci sta dando, non ci sta aiutando, però adesso pian pianino arriva il sole, arrivano le belle giornate, crediamo sicuramente come gli altri anni di fare una bellissima stagione. Serviva questa riqualificazione? Ma sì, riqualificare un po' il tutto serve sempre, quindi adesso come finiscono i lavori, certo è sempre una cosa importante rinnovare e fare sempre le cose fatte bene. Bello che il Poetto di Quartu sia praticamente identico a quello di Cagliari, che ci sia questa continuità. Ma sì, perché no? Io sono sempre favorevole alle cose nuove, alle cose innovative, quindi adesso come finiscono questa tranche di lavori, poi dopo la stagione fanno l'altra tranche, quindi sarà una cosa veramente molto bella. La situazione ovviamente economica è il primo anno, la prima estate senza più nessuna restrizione, neanche il consiglio delle mascherine. Il borsino economico è positivo? Ma È in rialzo? No, guarda, noi non ci lamentiamo, abbiamo i nostri utenti, gli affezionati, quelli nuovi, i vecchi, insomma, non ci lamentiamo, noi siamo in Sardegna, in estate va benissimo. Il nuovo Poetto di Quartu prende forma, il nuovo lungomare dedicato ai ciclisti, ai runner, simile, per non dire identico, a quello di Cagliari. Gianni Murru, era una rivoluzione che voi aspettavate? Allora, sicuramente uscirà un bellissimo lavoro, perché dare continuità ai lavori di Cagliari impreziosisce tutta il litorale, quindi penso che sia una cosa positiva. Questioni legate ai parcheggi ci sono ancora, ce ne saranno di meno, sono un po' spostati. Dobbiamo vedere come finiscono i lavori, adesso non riusciamo a capire così sulla carta quello che si acquisisce e quello che si perde. Dalle promesse dette dall'amministrazione ci sarà una fascia dalla parte dello stagno che aumenterà quello che si perderà dalla parte della spiaggia. Ecco, perché comunque voi da imprenditori lo dite, i parcheggi restano fondamentali. Assolutamente, la gente non è abituata a prendere i mezzi pubblici e specialmente per le famiglie è importante arrivare con i propri mezzi. Estate 2023, oramai alle porte, Murru è la prima senza nessun tipo di restrizione, neanche più il consiglio del mettersi la mascherina. Qual è l'area che tira? Buoni numeri? Allora, l'inizio è buono, diciamo per i bagnanti che fanno gli abbonamenti, quindi vengono a chiedere, stanno confermando anche i vecchi, quindi c'è una buona prospettiva.
In ultimo col Poetto nuovo, quindi non avrete più nulla da invidiare a Cagliari, anzi forse... Assolutamente, penso che confronto alle strutture di Cagliari noi siamo più completi a Quartu, perché noi abbiamo sia la zona ristorazione che la zona spiaggia, quindi abbiamo un servizio completo.